Eccoci in diretta. Buongiorno. Siamo in diretta naturalmente da Fai vedere da dove siamo. Fai vedere da dove. Guarda che c'è il signore che sta lavorando per noi. Esatto. Guarda. Bravo. Allora dovremmo avere due ospiti. Allora vedi che ce n'è uno, ecco, che salutiamo, dovrebbe venire in diretta con noi. Adesso però noi da Chions Smettila. Cosa sta facendo dire? Ecco, attenzione, guardate. Eccoci, vediamo una città in festa. Eccoli lì. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Forza Napoli. Forza Napoli, sì, sempre. Guardate, siamo in diretta. Guarda che belli, baciati dal sole, no? Max, adesso rosicano un po' gli interisti, però sono contenti lo stesso perché ieri hanno vinto. Facciamo vedere lui, va. Oh Enrico, faccio vedere la cattiveria del napoletano che inquadra solo lui e non No, infatti bisogna rappresentare anche gli juventini. Addio, Max, sai, qua siamo nella frangia interista, no? Pasqualino, che mi dici? Tutto bene, Enrico, insomma noi stiamo ancora festeggiando, ogni mattina ci svegliamo anche io, guarda qua, bravo. Vorrei farti vedere che c'è questa roba qua, questa roba qua. Enrico, scusami, tu conosci Tiziano, insomma ti voglio far vedere un attimino come abbiamo addobbato questo vai. Guarda, sì, la conosco benissimo, qua che bello. Sono senza parole, guardate come hanno ghindato la città. Purtroppo connessione non ci permette di vedere benissimo, però vi rendete conto anche insomma come ha festeggiato il popolo napoletano, no? Si vede, Enrico, e come festeggerà. Si riesce a vedere, Enrico? Sì, bellissimo. Beh, complimenti a chi ha fatto tutto questo show, bravi. I giovani ragazzi. Noi abbiamo solo aiutato. Ecco, no? Guarda, credo che da queste parti, se dovesse vincere l'Udinese, potrebbe capitare una cosa del genere, visto che non ha mai vinto l'Udinese il campionato di Serie A, però sarà difficile, però sognare a volte. Il segnale non c'è. Il segnale non c'è. Allora, Max, prendi in mano le redini della puntata, raccontate cosa è successo ieri, così lo commentiamo con i ragazzi qua. Ieri per la quinta vittoria consecutiva dell'Inter, non era la quarta? Considerando anche la Coppa Italia contro la Juve, e quindi siamo a ben 5 vittorie consecutive. Questo mi spaventa un po' per la partita di Champions League di mercoledì, perché siamo un po' troppo sicuri in questo momento di poter fare un grande risultato, anche se il Milan ieri, visto, insomma, sembrava ritornato in palla subito, e quindi bisogna vedere un attimino quello che succede. E naturalmente poi altri risultati a sorpresa: la Cremonese si è rimessa in corsa per la salvezza perché ha battuto lo Spezia e quindi ha soli 3 punti dalla salvezza. Giusto. Quindi sarà un rush finale bellissimo. Un rush finale tutto all'insegna del combattimento per la salvezza, e dopo vedremo, insomma, cosa è successo? Cosa è successo? Finalmente il Genoa è tornato in A dopo un anno di purgatorio. Insieme al Frosinone, Genoa già Frosinone, in A. Esatto. Quindi ragazzi, insomma, voi che ci dite della Juve? Visto che abbiamo lo Juventino che oggi, insomma, mi pare con l'Atalanta fra poco, tra 2 ore. Enrico, il Napoli quest'anno è riuscito a rompere un po' questo incantesimo della Juventus per 9, 10, 11 anni consecutivi. Insomma, veramente non si portava più questa cosa. Cioè, ci vuole anche un po' di imprevedibilità, e questo si era perso. È il terzo anno che la Juve non vince, quindi diciamo che sono un po' preoccupati anche per i probabili sviluppi della penalizzazione. No, sembra che potrebbe finire anche in Serie B, adesso lo dico qua, però addirittura potrebbe essere che la mandano in Serie B. Questo potrebbe succedere, vedremo, insomma. È un'estate di passione. Estate di passione, dai. Però
Però insomma Juve, Inter, Milan, ci voleva qualcosa di diverso. Siamo quando sono 30 anni che vincono Inter, Juve e Milan. 33 anni, sei di attesa, ne valsa la pena. Lazio, Roma, però si sono indebitate loro per vincere lo scudetto. Noi insomma abbiamo fatto un percorso sano. E questo è il nostro sono rotto gli stereotipi dei napoletani, no? Nel senso che sono vissuti economicamente, vissuti tutto vero, tutto vero. Ma Tonino, ascolta, ma Atalanta-Juve come la vedi? Allora, io Atalanta-Juve la vedo sempre con una partita all'Allegri, quindi poco gioco, poche occasioni. Sì, poche occasioni, però secondo me la Juve fa risultato. Ecco, io ho messo nei nostri pronostici, ho messo X, Max non mi ricordo, forse uno per l'Atalanta. Io ho messo uno per l'Atalanta. Adesso non me ne voglio il mio amico juventino. Sì, no, esatto, però naturalmente io purtroppo, detto fra me, vedo l'Atalanta un attimino più in forma, la Juve è troppo altalenante anche lei. Però non ne azzecco molte, quindi voglio dire che volete che vi dica. Già si toccano Torino. Esatto. L'unica cosa interessante è che finalmente ha vinto di nuovo il Napoli, poi del resto chi se ne frega. Sono d'accordo per la prima volta con Max. È vero. Davide, tu hai messo Atalanta e Juve? Forse X, ok. Comunque ragazzi, dai, oggi è un'altra bella giornata, credo. Pasqualino, insomma, anche tutti coloro di Ticciano che salutiamo guarderanno Napoli-Fiorentina. Anche perché volevo dare questa chicchetta. Mio nonno di cognome faceva Di Lorenzo. Capitano. Quindi voglio dire, io da dove posso venire, amore mio? Da dove? Allora, da dove esattamente? Con Tursi Terme, in provincia di Salerno, naturalmente, però voglio dire, un po' di sangue campano. Esatto, ce l'hai. Quindi, bravo. La gioia per la vittoria del Napoli è tanta anche per me, voglio dire, sono felice pure per loro. Ragazzi, ditemi, ragazzi. Enrico, proponiamo una cosa, diretta, voi direttamente da Sorrento, da qua. Sarebbe speciale, ci attrezzeremo, dai, vediamo qua i ragazzi cosa se riesco, esatto, se sua moglie lo fa, ecco, vabbè, comunque ci attrezzeremo, sicuramente il cibo della serata sarà la magnifica pizza, ovviamente di quelle parti, che è un livello inarrivabile. È il top, esatto, è inarrivabile, ve lo dico che l'anno scorso, insomma, ho testato sul campo, come si dice, ecco. E, insomma, alle 6 tutti a vedere Napoli-Fiorentina, però ditemi. Scontri diretti anche in chiave salvezza importanti, per la assolutamente. Salernitana. Sì, la Salernitana deve fare punti perché adesso la Cremonese. Anche attenzione, c'è Lecce Verona. Voglio ricordare che la Salernitana è in serie positiva da tantissime giornate, quindi con l'arrivo di Paolo Sosa ha fatto veramente qualcosa di straordinario. Se fosse arrivato prima forse ha portato un po' di juventino nella squadra, per questo un po' è sempre juventino, no? Quindi ha portato un po' di sangue vincente della Salernitana, capito? Sì, è vero, è la mentalità conta tanto, vedi Spalletti che ha raccolto finalmente dopo tanto tempo, nessuno discuteva Spalletti come allenatore per quello che ha fatto in Russia, ma ancora prima all'Udinese, alla Roma, all'Inter, insomma, per cui parliamo di un grande allenatore, finalmente è riuscito a vincere anche lui lo scudetto. Esatto. È giusto, no? In Italia, perché in Italia, lo Zenit l'aveva vinto, sì. Poi ci prepariamo anche alle coppe europee, perché martedì c'è Real Madrid, Manchester City, il Manchester continua a vincere. Il Real ha vinto la Coppa del Re ieri 2-1 contro l'Osasuna. Bravo, vedi che è preparato. Questo qua non è che fa come Fabio Mingo di Striscia la Notizia, ogni tanto qualcosa la dice. Quando si parla di Champions a noi qualcosa, insomma, ci fa un po' male. Un po' l'amaro in bocca ci è rimasto. Io avrei voluto vedere con questi due qua Napoli-Inter, ma tant'è che il Milan purtroppo ci ha buttato fuori e vabbè. Siamo arrivati, l'ho detto tante volte, siamo arrivati non al top in quel momento.
purtroppo. Però sono stato profeta nel dire che il Milan era la squadra da evitare, ti ricordi? Sì, me lo ricordo, l'avevi detto, infatti il Milan un po' per la storia, però è chiaro, fosse stato Napoli-Inter era uguale. Cioè... Ma io credo, adesso non vogliate voi amici napoletani, credo che il Napoli sia arrivato a questa sfida un pochino con la cinghia tirata, nel senso che non era più il Napoli pimpantissimo dei primi mesi, no? Sì, Quello che praticamente ha deliziato tutta l'Europa, diciamoci la verità. Era un pochino meno. Il Milan l'ha capito e cosa ha fatto? Ha giocato tanto di contropiede e quindi si è fatta un pochino attaccare per poi partire in contropiede con Leao e compagnia bella, e lì è stata un po' la chiave della partita, cioè alla fine nelle due partite il Napoli ha cercato di fare la partita, mentre il Milan ha giocato un po' più d'astuzia. Questo sì, il Napoli non è capace di difendersi, il Napoli è una squadra che vuole attaccare sempre, vuole fare gioco, ed è chiaro che quando non hai più le gambe come prima, qualche cosa lo lasci per strada, e purtroppo è arrivata così, insomma. Poi una stagione anche strana questa, no? Perché ci siamo fermati a gennaio, insomma, siamo stati fermi, no, per i mondiali e tutto, quindi una stagione un po' strana. Però ci può stare, insomma, che il Napoli in questo periodo dell'anno abbia un po' tirato un po', no, in qua i remi in bar, o no? Sì, sì, è vero. Ragazzi, poi c'è anche la Formula 1, se non so se la vedete stasera, però la Ferrari non ci dà grandi soddisfazioni, purtroppo. Terzo Sainz e settimo Leclerc. E nono Verstappen, però. Sì, quindi, esatto. Paul di Perez, giusto? Sì. E col tennis invece abbiamo Alcaraz in finale contro Struff a Madrid. Vediamo. A che ora? Beh, alle ore 14 dovrebbe essere circa. Sicuro, più tardi. O alle 16, forse alle 16. Più tardi. Bene, comunque detto questo, su Sky lo faranno naturalmente, Now TV è quello che avete. Mentre iniziano gli internazionali, ma le qualifiche, quindi le qualifiche dell'Internazionale d'Italia iniziano in questi giorni, per cui è come se fossero già iniziati, diciamo, gli internazionali d'Italia, e incominciano le varie qualifiche. Speriamo di avere un torneo di 2 settimane eccezionale. Ragazzi, visto che è iniziato il Giro d'Italia, passa anche da quelle parti? Sì. O no? 11 maggio, 11 maggio. Ah, l'11 maggio. E dove passa esattamente? Dovrebbe, se non sbaglio, dovrebbe passare anche per la penisola. Sì, anche per la... bello, bello. Invece noi avremo qua in Friuli avremo la tappa, la scalata del Tarvisio Lussari. Esatto, la penultima tappa, perché dopo si va tutti a Roma. Sì. Si va a Roma. Ieri, comunque come prologo, Benepol 22 secondi su Ganna e Roglic terzo. No, Almeida. Almeida. Esatto, Roglic è una macchina, sa tutto. Almeida giocava con l'Inter. Ma quante ne sa questo qua? È un almanacco. Ce l'avete anche voi a Tiziano l'almanacco? Uno che sa sta roba? Cioè, perché è una roba impressionante. Neanche vabbè. Studia. E studia. Non studio io, non studio mai. Sentiamo cosa dicono. Ditemi, ragazzi. Studiamo di meno, diciamo, gli sport non li seguiamo a 360 gradi. Qui ci concentriamo. Per quello c'è Sportissimo Channel. Esatto. Perché potete tenervi aggiornati un po' su tutto, insomma. Ecco, ci proviamo, dai, quantomeno a fare un po' di cronaca divertente. Noi vi seguiamo e complimenti. Grazie mille. Grazie mille, io vi ringrazio per questa bellissima diretta. Non so se volete, ecco, c'è anche questo ragazzo. Cosa vuoi dire? Vuoi dire qualcosa? Sì, Forza Napoli. Questo è mio figlio. Come si chiama? Mannaggia, è andata via la linea. Sì. Come ti chiami? Non è... Dai, arriva, dai. Mannaggia, proprio nel momento clou. Eccolo qua. Eccolo, si sente... forse ce l'abbiamo. Vai, come ti chiami? Proprio un fetente. Dai, si dicono queste cose in diretta, dai. Su, un po' di contegno, self-control, come diceva Lino Banfi. Raffa, guarda. Eccoci. Come non abbiamo capito? Non c'è connessione un po' scarsa. Mannaggia. Ci vedremo. Allora ci vediamo presto, ragazzi. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Ci vedremo. Ci vedremo in press. Ciao.
Ciao. Max, vai. Ciao. Ciao.